ringraziamento specialmente alle tantissime donne che sono presenti in questo pomeriggio. Sono veramente contenta di questa cosa. Allora, innanzitutto vi porto i saluti e benvenuto del Presidente, che purtroppo per motivi di lavoro non può essere presente, ma sicuramente ci raggiungerà appena possibile. Dopodiché volevo dire che il nostro Circolo Grazia Deledda di Magenta da anni porta avanti, come sapete, queste iniziative culturali per valorizzare la cultura e le tradizioni della Sardegna, insomma. E questa di oggi, che noi l'aspettavamo tanto, sicuramente sarà una di quelle iniziative che arricchiranno il programma di quest'anno, come abbiamo fatto tante cose, come la mostra e così. Questa idea è nata da una collaborazione con il gruppo di lettura Rosso Magenta di Magenta della biblioteca e con la biblioteca, con i quali abbiamo avviato un rapporto di collaborazione qualche mese fa, in occasione di un pomeriggio di lettura. Hanno letto la Vedova Scalza e essendoci in quel libro delle frasi, dei versetti parecchi in lingua sarda, ci hanno chiesto se volevamo tradurle, perché loro non capivano, e da lì è nato questo rapporto qua. Quindi questa iniziativa di oggi la facciamo in collaborazione col gruppo di lettura Rosso Magenta, con la biblioteca Oriana Fallaci e sotto il patrocinio del Comune di Magenta. Quindi siamo molto onorati innanzitutto e commossi della presenza di Salvatore Di Fuori per parlare di lui e del suo libro abbiamo invitato il presidente onorario della FASI, Tonino Mulas, e il sindaco di Magenta, Marco Invernizzi, che ci parleranno di lui e del suo libro. Ce ne parlerà lui, ma noi gli facciamo delle domande. Ecco. Quindi un grazie ancora a tutti voi che avete accolto il nostro invito e buon ascolto e buon pomeriggio. Allora, prego. Diamo subito la parola all'autore. Poi magari facciamo qualche domanda. Io soffro, se c'è qualche insegnante qui sa che cosa vuol dire la logorrea non più praticata nelle classi ma posto, ma quindi no, riprendo due o tre cose della signora. Intanto Barbaricino credo di avere ancora un senso che si perdendo, che bisognerebbe ricoltivare come grande, forse più del grande, che è una delle nostre ricchezze materiali più preziose. E credo che sia il senso, si sente poco. Credo che sia il senso della gratitudine, quindi vi ringrazio per la presenza. Io a 64 anni ho ancora il piacere di emozionarmi. Due piccoli incisi, postillini. Il nostro amico Tonino Mulas da questo pomeriggio a mezzanotte col soprannome di Niki Lauda. Ho detto al sindaco è strano per recuperare il traffico bestiale, per mantenere, per lavorare in maniera non mafiosa l'impegno. Cioè io ho 4 figli e una moglie ancora meravigliosa, per andare in pensione ad aprile. Mi sono giocato l'amicizia. Io quando guido non capisco, sono uno scellerato perché ascolto musica, inchiodo le cose, se c'è qualcosa che devo scrivere a mia moglie, tiro il freno, scrivere, però ho capito che cosa vuol dire guidare così. D'ora in poi considero anche alla moglie di chiamarlo Niki Lauda. L'ho detto sempre, è uscito dal coma, ho detto, l'ho detto al sindaco, perché abbiamo bruciato 2 o 3 rossi. Mamma mia, io non la patente, voi me la devi incominciare vicino a Santa Maria Corinti, ogni tanto dici cazzo perché non me l'avete portato. Detto questo è un piacere. Abbiamo anche Suor Maria Barbieri. Anche, vabbè, non fare per la lista, che sempre un integralista. Anche come santi. Siamo anche. Scusa, arrivo subito la parola. Ho dimenticato una cosa, scusate. Oltre ai relatori devo fare la presenza anche di Antonello in qualità di presidente onorario del circolo, ma soprattutto in qualità di coordinatore di tutti i circoli della Lombardia che oggi le rappresenta. Nonché vicepresidente.
L'altra precisazione volante era gli amici del ciclo di lettura della biblioteca, perché una delle poche utilità della rete, poi possiamo aprire un inciso lungo anche lì, perché l'utilità di questo libro è stato scritto anche per quello, per tornare a uscire dalla rete e guardare di nuovo le teste negli occhi e parlare come fanno gli umani, non più con la fusione fredda della rete, del Twitter, del cazzeggio, insomma, di queste cose. Ringraziarvi perché poi io internet lo uso pochissimo, giusto per spedire il file al mio editore, per avere il computer come una buona tastiera. Come diceva mio nonno riguardo al progresso, non sono un regista, non è che mi metto con le bazooka a giocare gioielli, ma lui mi diceva sempre quando ero piccolino, andavamo in vigna e mi insegnava a conoscere il canto degli uccelli, il colore delle uova, le varianti delle bisce che abbiamo, tutte queste cose, le tipologie della vegetazione che trovate nei miei libri, la loro matericità consistenti, profumi, e l'ho ripensato e poi lo trovo subito. Ma dovevi una cosa, se ti stavo proponendo non mi inventavo manco l'aeroplano, mi pare rimasto a ferrovia. E sembrava, cioè, fosse stato per me, non avrei inventato neanche l'aereo, forse bastava la ferrovia. Invece oggi avete visto che il progresso quotidianamente purtroppo devasta tutto e ha il piede sull'acceleratore, non ha retromarcia, è la nostra sfortuna. E purtroppo non ha neanche il freno. E purtroppo non ha neanche il freno a mano come e grazie a un giorno mia figlia, che è una fresca diciottenne, quindi quando mangia, quando cosa è, vedete, io ho un telefonino che non è neanche neuralgico, pre-neuralgico, è fermo all'età della cresta, è un vecchio sacco, comunque svolge le sue funzioni, mi mette in contatto con il mondo, mi mantiene una memoria comunicativa ancora attiva, ma lei credo che siano di quelle che fra un po' si convincerà che anche le pecore faranno il formaggio in rete, che i prosciutti non li fa la Fiorucci ma li fa la Microsoft, ed è sempre lì con la cosa, e ha questa caratteristica, riesce, questi Galaxy, che per me erano delle galassie, cioè, io ho provato 2 volte a fare un numero, vedete, ho una mano grossa, ossatura non rachitica, e quindi provavo a fare il numero di mia moglie che uscivano 3 o 4 numeri, una volta che mi sposta da tirare, mi rassegnerò sempre questo telefonino, non vado oltre il Motorola il Razz 9 che ha una tastiera da reparto geriatrico. Detto questo, mi ha fatto vedere, mi ha detto guarda, stanno leggendo i tuoi libri e io provo sempre un grande piacere. Credo che l'atto d'amore della scrittura, quando è corrisposto, è un amore vero e purezza, non ci sono menzioni da montare di mezzo, le chiacchiere, le cose. Credo che sia l'amore più forte e anche quello più pulito. Per quanto concerne l'aspetto delle difficoltà linguistiche, in questo libro forse ne troverete di meno perché sono sgranate e contestualizzate, però poi vi lascio il numero di telefono, vantaggio della tecnologia, quindi poi io soffro di una felicissima forma di insonnia produttiva, nel senso che non mi sembra leggo, dormo pochissimo, quindi mi potete chiamare a qualsiasi ora per me. Se avete un dubbio sintattico, fonetico, etimologico, voi prendete il telefono e dite, mi fu, il te che ne narra, che cosa vuol dire? No, ma agli inizi con il mio vecchio editore, con Galasso, avevamo deciso anche di mettere un mini glossario. Però il rischio che si corre è quello del marito che si sposa e la prima notte di nozze dice tutto al marito. Allora il rischio grosso che l'indomani o c'è un cadavere nel letto o non c'è nessuno dei due, oppure è finita la festa, insomma, che si va direttamente dalla cerimonia iniziale a quella finale. Quindi meglio di no. Detto questo chiedo scusa non so a chi cedere la parola. Io prima direi che poi è sempre meglio ascoltare naturalmente l'autore e quindi gli facciamo un paio di domande. Solo 2 parole di presentazione. Se siete
di un circolo di lettura o se siete degli appassionati di libri conoscete sicuramente Salvatore Lifoi, ma magari per qualcuno che non lo sa, è un grande scrittore, io dico italiano, poi è sardo ed è la sua mantiene. Scusate, noi lavoriamo a braccio, siamo come trapezzisti del Circo Zanfretta, ci siamo visti 2 minuti, cioè, e la cosa estemporanea credo che sia la forma poetica di comunicazione ancora più alta. Non abbiamo, ma io non li accetto mai neanche dei giornalisti. Questi 2 giorni in cui ho lasciato le radici e sono venuto, ho portato la carrozzeria fuori e questa serie di interviste eccetera, mi ricordo sempre una cosa, come si dice, importantissima, adesso non mi sto ricordando più cosa stavamo dicendo. Io sto dicendo grande scrittore italiano. No, preferisco se devi parlare di grande, perché ti ricordo che dicevamo ieri, cioè che preferisco che mi dice anche grande di statura, perché il mio sogno quando ero piccino era di diventare un giocatore. Adesso l'ho chiesto a Sacchesi, ho detto fammi fare il pivot della squadra, mi ha detto meglio continua a scrivere, però tu devi un grande scrittore non perché lo dico io, per me è un grande scrittore, ma perché comunque è stato riconosciuto dalla critica, dal pubblico a livello nazionale. Ci sono altri scrittori importanti in Sardegna, alcuni anche riconosciuti, quelli contemporanei, alcuni anche riconosciuti anche loro dalla critica, però Salvatore Lifoi è uno che ha vinto il premio Campiello. Io mi onoro di aver letto tutti i libri salvo l'ultimo, perché salvo l'ultimo che ho fatto in tempo, ho letto alcune pagine ieri mentre parlavi, ogni tanto leggevo anche qualche pagina e mentre veniva presentato anche te. È uno che ha vinto il premio Campiello, era l'autore, ha scritto prima di una casa editrice sarda, ma ha scritto poi, ha vinto il Campiello con una grandissima casa editrice. Citato prima l'editore Galasso, anche di grande spessore culturale per le cose che scrive, per la saggistica, per la grecistica, per il latino, oggi scrive per la Feltrinelli e con la Feltrinelli appunto ha pubblicato questo suo ultimo libro che è La quinta stagione, l'inferno. Viene da un piccolo paese della Sardegna, un piccolo paese della Barbagia, ma che è un paese ricco di talenti, perché ha dato i natali a un grandissimo scultore, forse il più grande scultore. Vi chiedo di fare uno sforzo. Sì. L'accent Mi alzo così. forse neanche un po' più avanti, dai. No, ma adesso forse mi sento un paese piccolo ma che ha dato e dà grandi artisti, uno spirito creativo, anche se poi era un paese di pastori, un paese di minatori. Un grande scultore che è vissuto ed è diventato grande in America come Nivola, un grande artista della moda come oggi che ha riscoperto il venuto in Sardegna come Modolo, ma lavorano la pietra, lavorano il legno, fanno le maschere. È un piccolo paese ma un paese creativo, e da questi paesi dove, poi ve lo dirà lui, le mani, l'artigianato, il tocco sono ancora la prima delle selezioni per creare anche le forme artistiche, è venuto un grande scrittore, che è un grande scrittore che ha un immaginario che parte dalla sua terra, parte dalla Barbagia. Tutti i suoi libri hanno una fortissima impronta. Ma come diceva un grande critico, solo chi è capace di partire, di descrivere e di interpretare il suo villaggio è capace di avere anche una visione universale. Ecco, secondo me, quando io dico è un grande scrittore italiano, dico che malgrado impronta, poi le cose che dice hanno un valore, secondo me, che prescinde anche da quelli che sono in tutti i suoi libri, l'usi, i costumi, eccetera. Non è uno scrittore, per me, poi dico io a braccio, insomma, quello che penso, non è uno scrittore realistico nel senso che si dà di solito a questo termine.
perché in realtà la forza dell'invenzione, della fantasia trascendono assolutamente, come spesso succede anche in altri grandi scrittori sardi, per esempio Grazia Deledda, trascendono quella realtà e diventano un messaggio comprensibile e leggibile, al di là delle frasi che ci possono essere magari in quello stretto dialetto comprensibile, ma che lanciano un messaggio che va al di là della specificità del villaggio. Io credo che sia forse meglio e più importante chiedergli un paio di cose, insomma, come hanno fatto un po' ieri quelli che l'hanno presentato alla Feltrinelli. Tra l'altro voi sapete che qualcuno di voi la conoscerà, la Feltrinelli di Piazza Piemonte è grandissima, è una libreria immensa, è una delle più grandi d'Italia, c'è anche un bello spazio, insomma, per il pubblico, ma non ci stava da nessuna parte, invadeva tutte le scansie anche perché oltre a un grande scrittore c'era un grande artista che era Paolo Freisu, è un'altra grande sarda che oggi va per la maggiore in televisione, che era Cruciani, quindi ovviamente c'era un ambiente anche sicuramente migliore di quello che vi posso presentare io, quindi onestamente dalla mia modestia, insomma. Io partirei ridando la parola a Salvatore proprio con questa domanda, partendo da quello che ho detto io. Quanto c'è nell'ispirazione della tua scrittura, della tua capacità poi di descrizione, della tua potenza, insomma, fantastica, anche quanto è mediato dalla realtà locale, no? In che modo incide la realtà locale, in che modo incide ancora la tradizione, la forza anche dei ricordi, perché se poi andiamo a vedere oggi nel bene e nel male, però anche l'uniformità che avviene a livello di città, di campagne, di paesi, di regioni, eccetera, eccetera, spesso cancella le differenze che spesso sono una ricchezza. Ecco, quanto di quelle però differenze e di quella specificità rimane nei tuoi libri e costituisce parte della tua ispirazione. Io rimango seduto che tanto sono alto uguale, per cui cercherò di pensare la parte tenorile della mia voce. C'è tutto, perché noi umani modernamente antichi, a differenza delle papere lorenziane che subiscono un imprinting istintivamente animalesco, dal contesto e dalla famiglia prendiamo tutto. Io sono orgoglioso della mia appartenenza, non mi illando mai le mie radici, cioè non vado in giro con la maglietta della Birra o dei Quattro Mori, non fa sardità. Io dico sempre, il fatto di andare in giro con la maglietta delle Chinose con i Quattro Mori non ti esime dal fatto di essere un grandissimo stronzo. Per essere sardi ci vuole soprattutto queste e altre cose che non vuole di fronte al Signore, e così siamo da questa terra, con rispetto e con onore in maniera non mafiosa. C'è tutto perché c'è un mondo che è quello che abbiamo vissuto e conosciuto che ci rimane impresso nella memoria. Io a volte, anche se non sono notario, noi ci siamo conosciuti al mare, dopo 3 metri a Calafuini, che troverete tutto in questo libro perché ho ambientato una Bibbia fronte mare, per questo la vita che poi deve trasmigrare, ed è qualcosa del biblico. Un pastore di fronte al mare, voi sapete che abbiamo il terrore del mare, sono tutte delle teorie, ho visto dei lavori che hanno fatto alla Sorbona, a Cagliari, le studentesse della mia amica Giovanna Nettori, per capire questo odio amore che abbiamo, questo terrore del mare che circonda l'isola, l'uscita, e l'ho utilizzato in questo modo piano. Poi ci siamo conosciuti in un angolo di paradiso della Sardegna, uno dei tanti angoli, perché è un paradiso terrestre che ahimè noi sardi non abbiamo più alibi sui colonizzatori, stiamo sempre trasformando autonomamente, senza l'intervento di nessuno, in un inferno dannatissimo e terribile. Non stanno venendo da fuori a rovinarci il territorio, a rovinarci la cultura, è tutto delitto nostro, insomma. Stiamo diventando veramente degli autolesionisti, che Tafazzi al confronto era uno che si voleva molto, ma molto bene.
Quando dico che c'è tutto, dico che c'è anche l'anima, che non è solo qualcosa di estratto, è qualcosa che passa di generazione in generazione come testimone. Io l'ho ricevuto da mio padre, col buon esempio, con la buona educazione, da mia madre, che era una donna verdiana tutto tondo, femmina di poche chiacchiere, di poca immagine, di poca voglia, io presenza il mondo vive di personaggismo, e di molta sostanza e di molto fare. Dai miei nonni, uno dei quali era una piccola biblioteca ambulante, che quando avevo 11 anni, lui vicino a dove parteggiava l'asino, era guardiano della polveriera del minatore. I miei antenati sono stati tutti ovovari o agricoltori, prima di mettere i polmoni alla massa della silicosi e dell'asbestosi, e poi mio padre è stato anche un grande scappellino, un grande tagliapietre. Questo mio nonno da parte materna è stata Robottini a Varcagliosa, Don Mario, il primo nome per la letteratura, e per me è stato un grande narratore ambulante. Era una biblioteca ambulante, nel senso che a 11 anni, quando ho visto che gli ormoni stavano già iniziando a farmi perdere i primi capelli, aveva una sorta di cripta chiusa, non poteva accedere nessuno, non è che aveva l'amante, per carità, mia nonna era bellissima, aveva due occhi che sembravano due bille pescate da col mare, che abbiamo conosciuto insieme lì a Caraconone quando eravamo ragazzini, qualche giorno fa. E mi apre questo scrigno e mi fa sniffare, a quell'età si sniffavano queste cose. Io vorrei che i giovani si facessero un bel viaggio, oggi lo dico, io ho insegnato per 30 anni e so che cosa vuol dire il piacere di fare storie. Io poi alla fine sono diventato una sorta di tossicodipendente della lettura, poi anche della scrittura, seconda battuta. E aprì questa specie sembrava l'isola del tesoro. Poi me la uso una parola cattiva, perché non è che me l'ha fregato, me l'ha mostrencato, me l'ha fottuto. Il figlio più grande, Melchiorre, non me l'ha mai ceduto, e me è ancora vivo, cioè non mi muoio, cioè ho sempre paura di morire prima perché me ne voglio impossessare senza violenza, diciamo. E di quelli rivestiti, non so se la pelle d'asino, la pelle di tamburo, con la cosa lei apre lì e mi ha fatti solo olfatare. Io all'epoca ero un bambino precoce e quindi quando mi mandavano a comprare la domenica del Corriere mi innamoravo delle copertine di Valtermolino. Poi mia madre leggeva già, non esisteva per fortuna, dico Maria De Filippi col suo cazzeggio pomeridiano, con le sue pippe serali, e comprava Grand Hotel. Cioè, quando il destino è pazzo, mi ricordo la prima rubrica che cercavo, che infatti più straordinaria era quella, e mi davano sempre 30 lire, non so quanto corrisponde, oggi non si compra molto benissimo, e mi compravo il Monello, Arturo Ezzo, dritto, super buone, con le didascalie micidiali, con la zia, ragazzi, poi sapete di cosa stiamo parlando. Qui c'è qualche signora che viaggia come me sui 45, 46, giochiamo al ribasso e lo siamo al mercato. E quindi era una passione che era basata tutta ancora sul visivo, c'erano le didascalie che erano parte scritte, però il piacere di scatenare l'immaginazione e costruire le figure stava nella pagina scritta, che poi per me, lo sa il mio amico Paolo Fresio, che la pagina è uno spartito che noi usiamo, io personalmente lo uso come a posto delle note, lui sa che io ci metto le parole. Tenete presente che io non so scrivere senza musica. È un'altra delle mie patologie che ho ereditato da mio zio che è stato musicista. Poi da piccino, a 14 anni abbiamo formato un gruppo che mi conosceva, anche andavamo in giro per i paesi, 4 anni di palco a fare le cover di Hendrix, eccetera, con una Fender, eccetera. Però non era, ho capito con molto senso della dignità e anche della vergogna che non era quella la mia strada per scaricare la potenza serba. Torniamo sempre di rimbalzo al discorso di mio nonno che mi tira fuori queste edizioni che ora sto sempre vedendo. C'era una versione di Papà Gorione di Zola, bellissima. Poi quando l'ho letto, come diceva il mio professore Savinari, a volte si capisce molto di più tutta la società, a volte per un secolo, per 2 secoli, un'epoca, leggendo un buon romanzo come quello,
perché è eterno, c'è qualcosa di eterno, c'è la storia dei valori umani di sempre, della riconoscenza, il sangue, e ho iniziato ad acquisire questo piacere del palpeggio, cioè quando dico che la scrittura è femmina, i maschietti presenti non me ne vogliono, dal momento dell'acchiappo della storia, al momento dell'innamoramento, al momento della gestazione fino al momento del doloroso piacere del parto, è tutta femmina, e io ce l'avevo proprio in testa forte questa idea, che era dentro, che non sapeva come uscire, cercava di rompere questa camicia di forza, e quello è stato il momento lacerante, è stato come uscire dal guscio, e mi ricordo questa copertina che non era delle copertine, cioè Adelphi sì, noi avevamo delle copertine eccezionali, me le sceglievo sempre tutto io, tutte io le copertine, questo è un grande onore, un grande piacere, come per esempio i rifiuti. È una grande libertà che hanno pochi scrittori. Stranamente sarà che io giro poco, che non sono proprio uno che ama molto la visibilità, i passaggi televisivi, non amo molto il personaggismo. Voi avete visto che la letteratura sta diventando personaggismo. Oggi tutti scrivono romanzi e ci sono forme di marchetti in televisione, non mettiamo nome perché c'è qualche mia amica che dice, ma che sono scandalose. Io preferisco raccontare storie con molta serenità, con molta sobrietà e fare quello che credo di saper fare. E quindi questo, e poi c'era una versione della morte di Ivan Illich, che è uno dei miei libri preferiti, di Tolstoi, 110 pagine sull'educazione alla morte, che finisce con un lamento con una sola vocale. Un libro terribile, la grande bellezza di Sorrentino è un analgesico. È un personaggio che arriva nella Russia ottocentesca al culmine della carriera, si becca un tumore e inizia a cedere il terreno sotto i piedi. Lo mollano la moglie e i figli, presso a poco quello che succede oggi anche nella nostra società, che prima aveva fondamenta nuragiche, oggi ha fondamenta de ostia, italiano. Il tenore rauco. Signora mia, come faccio? Io intanto quando vado fuori mi fumo qualche sigaretta con licenza di mia moglie, in Sardegna non fumo, quindi oggi ho la voce che sembra la parodia della voce di Paul Wilde, le chiedo scusa. E poi c'erano i fiori del mare di Baudelaire, e poi c'era Papà Goriot di Balzac, di Zola c'era Na, un libro considerato quasi satirico, cioè per un adolescente si credeva fosse pruriginoso quando l'ho letto, tutte le cose, apri in qualsiasi canale ed è tutto molto all'acqua di ore, ma era tutto molto più bello perché era tutto molto più vestito, c'era il piacere che si aveva quando si aveva 8 anni nell'aprile il primo uovo di Pasqua, poteva esserci una sorpresa qualsiasi, un ciondolo, una papera di plastica, però il bello era aprire, era il piacere della scoperta. E quindi questo immenso senso di riconoscenza verso questi che mi hanno dato questo imprinting diverso da quello lorenziano che dicevamo prima, e che mi ha aiutato a capire un mondo. Cioè, voi ricordate, credo che l'ha letto uno dei miei maestri, delle mie fonti ispiratrici, che era Satta, Salvatore, non il grande Sebastiano, l'altro grande poeta, nel giorno del giudizio, che a proposito della moglie usa una battuta come dire c'è al mondo perché c'è posto. In quel momento ho inconsapevolmente capito che non bisognava stare al mondo perché c'era posto, ma per fare qualcosa. Ho detto vai a vedere e iniziai a scrivere storie, cioè ero ragazzino. Qualcuno ha visto all'età, poi verso 12 anni era anche pruriginosa, mia madre le leggeva di nascosto, non c'è madre che non sappia che cosa pubblicare, non si rompe neanche col matrimonio, è una cosa affettuosamente, spiatatamente terribile. E quindi le leggeva e aveva sempre il terrore, perché io ero da una parte, dalla parte dei nipoti di mio padre, tutti socialisti, anarchici e comunisti, i contadini minatori. Dall'altra parte le Luzzi Carroni erano tutte dine cattoliche, no, è un eufemismo perché io sono un credente, anche se con qualche dubbio. Cioè, di quelle proprio, cioè, che la prima volta che avevo risposto a un prete che ci faceva l'educazione sessuale ho detto, ma scusi Don Meloni, ancora e di salute. Ma come fai? Ha detto che queste non sono lezioni di teoria, ci vuole esperienza.
pezzettini, hanno accolto, invece di darmi i biscotti veri quando li cuocevano nel forno col pane, con la fiamma, con il muliccio, con il cisto, alla costola della loro parte, erano fazioni questi. A noi, a me in particolare, ai miei cugini, ma a me in particolare raschiavano in fondo quelli un po' più bruciacchiati. Mi accoglievano, sembrava indegnato, insomma, una sorta di... per farvi capire l'origine, la formazione di un mondo che credo che sia fondamentale. Io di fronte al catering letterario contemporaneo, prima dicevano tutti scrivono, io non faccio mai nome perché è una questione di dignità e di buon senso, ma credo che leggere libri di certe persone sia come farsi acquisire la cervello. Io preferisco tornare a leggere un classico, la decima, piuttosto che leggere un libro che il primo, secondo e classifica, perché fa tendenza. A me della tendenza non me ne fosse, come mi fa vedere una santissima. Io sono ancora fermo alla qualità. Se vado al mercato a scegliere una cosa la prendo perché c'è sostanza. Mi sono innamorato di mia moglie non perché me l'hanno consigliato gli amici quando l'ho vista la prima volta 40 anni fa, ma perché avevo capito che l'avevo vista, avevamo visto una strada. E quindi questo mondo si è costruito mattone dopo mattone, ecco perché io non arriverò mai a darmi una rancolata a limitare la mia serenità. Non parlo con la bandiera dei 4 cuori ai concerti, non è obbligatorio, però credo che i miei figli, se ripasseranno qui, diranno anche il mio figlio, qualcuno di voi troverà un amico in Sardegna, trovano tutte le porte aperte, perché credo che quello che fa l'uomo, perché prima di essere uomini preti o fabbri o maestri di muro o artigiani della pietra, si debba essere sostanzialmente uomini, altrimenti non c'è niente. Anche nel mondo della scrittura voi credo che abbiate il mio stesso dubbio. Vediamo un marchetificio da paura, un catering letterario preparato dagli editori per l'occasione, li prendono, li sacrificano e li buttano. Io a qualche ragazzino che vinceva premi dicevo sempre: figliolo, tu ti farai male, calma, non sei Mick Jagger e neanche John Lennon. Le ragazzine ti corrono appresso, ti faranno, ma poi l'editore ti butta, tu sei un limone, non farti fottere dalla vanagloria, perché i veri uomini si vedono da quello. Però i veri uomini, io mi considero uno di questi molto antica, hanno un mondo dietro, hanno una ricchezza dietro, che è fatta dalla tradizione ed è fatta dai grandi lavori, dal senso della famiglia, dal senso dell'amore per i figli. Cioè io oggi quando dicevo, quando ho una barca di amici, sono contentissimo, però sono diventato da barbericino più che prudente e diffidente. Dico a pochissimi che io sono felicemente innamorato di mia moglie dopo 40 anni, mi scambiano per un pellegrino, qualcuno mi considera un dissociato in salsa barbericina, una specie di muriale navariato che ho appuntato lì, perché ho sempre il terrore quando incontro amici, mi è successo solo una volta dopo il campione, nel 2007, che ho incontrato a Firenze un amico che non vedevo da molto, un giornalista, per andare a cena, è venuto con una signora che non era moglie, intanto aveva 25 anni di più, da noi è già una cosa scandalosa, c'è ancora il senso della vergogna, quando si vede una cosa del genere si dice Isa Brigonza, un altro valore che si sta perdendo, il senso del pudore e della vergogna, che più che nobilità è ridicolo agli occhi del mondo, ma spesso anche a se stessi, per cui ho imparato a non chiedere più e tua moglie come sta? E no, è questa, allora poi quando vado fuori, cioè faccio finta di essere una sorta di giucca scaselle che cammina, come si chiama? Che cammina sulle braccia e piano piano per non rompere i cristalli, eccetera. Tornando al discorso, poi chiudo, è un mondo che io non scambierei con niente, con nessuno. Se l'Acqua Agnelli fosse venuto quando io avevo 14 anni, ero in Vigna, o quando ne avevo 8 con mio nonno con la cesta tracolla, il piacere più grande è andare ad assaggiare i primi grappoli di moscatello, a staccarli così con i denti, a raccoglierli, a toccare il nido di merlo, a portartelo a casa e poi liberarlo. Mi avessero detto vuoi cambiare, come ti diamo la macchinina elettrica, ti facciamo correre lì all'ingordo, mi avrei detto fratello, cioè è una ricchezza che non si può scambiare, perché poi quando ti metti a scrivere, se non hai un mondo, il mondo che inventi ce lo devi avere qui e qui,
altrimenti non hai niente da dare, niente da dire. Cioè, la seticità va bene in medicina quando si devono fare gli interventi, in letteratura bisogna avere qualcosa da dare e da dire. Io quando scrivo non sono un operaista lavorare, non mi conosce quando studiavo. Non sono uno lì, cioè, ho molti amici metalmeccanici, io sono un fan di Landini per dire. Perché fanno ancora come mangia, non si vergogna di uscire con la canotta, di far vedere, cioè, è uno che non gliene frega niente di quello che è la formalità, la parina. E quindi ho sempre tenuto a questo mondo e ho sempre scritto quando provo qualcosa. Io vi ho detto che dormo pochissimo, ho un'agenda nel comodino, a volte ho un'ispirazione, non basta niente. Avete visto quando si dorme poco, si acchiappano i sogni per la coda e si riesce a sbattere sulla parte. Io quando dico che non faccio, molti non sognano. E dico, ma se non sogni, che cosa fai? È vita selezionata il sogno. E a volte addirittura se devo alzarmi per girare, bere un bicchiere d'acqua, andare in bagno a fare, riesco ad acchiapparlo con la coda e mi giro il secondo tempo, non ci crede nessuno dei così. E poi a volte mi vengono queste illuminazioni un po' valeriane, con la matita chiaramente perché altrimenti la penna si nega, ma concesso e scrivo, poi l'indomani, poi macchino un'agenda nel cassettino, e mia moglie porta sempre un'agenda, e vi racconto 2 aneddoti velocissimi sperando di non annoiarvi. Una volta stavo scendendo a Cagliari nella piana di Oristano, ho visto un campo di girasoli, ecco perché io li coltivo adesso, non per mangiare insieme ma perché sono il cibo preferito, di 4 metri, perché sono il cibo preferito della cincia allegra del cardellino, ma poi li vedete, poi venite ai ragazzini e ho detto guardate, se tirate una fiondata, un sasso nel giardino, vi becco io, vi consumo quello che non hanno mai consumato i vostri genitori per insegnare rispetto per gli animali e non mi riferisco a una parte che non sono mia. E l'anno scorso, in questo periodo esattamente, forse era il 16 o il 17, non era ancora il primo giorno di primavera come cantavano i PTZ, stavamo scendendo, scusate perché io me lo immagino, ma voi non ve lo immaginate, noi chiamiamo monti in Sardegna anche gli acropoli, i cucuzzoli come diceva di San Paolo, insomma, sono dei piccolissimi altipiani. Noi chiamiamo Monte San Paolo e sono 540 metri. Il Monte Conari, che è uno dei più alti, insieme alla cosa alla punta del Gennargento, il Monte Conari, il nostro monte, che da lì si vede veramente, vedete, la zona orientale e quella occidentale dei nostri mari, una giornata di cielo terzo, cioè quasi sempre, è alto 1082 metri, che niente. E stavamo scendendo verso la piana Virlana per prendere la 131, ho interrato la macchina, una guida molto difficile, ho sempre paura di un guai che mi fermo, non basta una cosa per il prima porta, no? E ho visto la primavera anticipata nella valle, e poi si scende a Vico, si fanno 7 km e qualcosa prima di arrivare alla coda della 131 e svicolare per casa. Ho detto a mia moglie, tirate il freno, prendi la benzina, sono sceso e mi sono fatto proprio come un po' di questo paesaggio bellissimo. Allora, il cisto, il prugnolo selvatico, le cose, il pesco selvatico, un'esplosione di colori, cioè la primavera lì arriva sempre in anticipo e quindi non era ancora primavera, non era ma non era neanche inverno. E ho detto a mia moglie, se l'inferno è così non ho mai fatto niente di male per andarci, ma vado alla Padre Eterna e glielo dico quando sono lì, dico guarda mandamici perché. E mi è venuto in mente il titolo, ho chiamato il mio editore che mi conosce molto bene, ieri c'era anche la signora Martellini, mi ha fatto un grande onore nel venire alla nostra conferenza, l'ho chiamato e gli ho detto fratello, avevo un altro titolo che ho lasciato nella seconda parte, la confessione, però questo di questa stagione ho detto scrivi, chiama, eravamo alla seconda fase delle voci, ci divertivamo a sviluppare qualcosa, mai le cose sostanziali, faccio sempre le creature pulite, mi faccio anche da levatrice, nel senso che la mia evita, questa meravigliosa siciliana che c'era anche ieri, con lei ci divertiamo. L'unica cosa che abbiamo ritoccato in questo libro è una cosa che ti riderebbe tanto Umberto Eco, se la leggo
poi è vero, bisogna togliere gli occhiali, là vicino infilo l'ago con la colonna più invisibile, ma da lontano non riconosco più alcuni figli, se sono altrimenti di distanza. Guardate, mio padre è tornato a Maranello un pomeriggio d'estate così rovente che i cani non avevano la forza di alzare la zampa per pisciare. Ecco, però al posto della zampa c'era un'altra cosa. C'era di alzare la gamba. A forza di scherzare, di cazzeggiare, siamo dei sommelier del cazzeggio, ci divertiamo. C'era sfuggita nella prima cosa, non trovavamo niente, rileggiamo, poi mi chiama. E una donna siciliana, gente d'onore, come dicono loro, con sangue normale perché ha i capelli rossi. In Sardegna quei pochi che ci sono, secondo me sono dei frasi. Mi ha detto con una dolcezza veramente unica, che non troverete mai in un edito, perché a volte il edito sono degli eroi, cioè dei guardoni della letteratura, non hanno figli propri e cercano di massacrare quelli degli altri. Io non l'ho mai consentito. Mi ha detto Salvatore, forse devi dire zampe invece di gambe. Ma ho detto, ma sai che in Barbagia forse non è sbagliato, che forse le zampe con i tempi che corrono ce le hanno avere i cristiani, e certi cani che conosco io ai quali manca solo la parola hanno veramente le gambe. L'abbiamo buttata a servire per farvi capire come un certo mondo aiuta anche a costruire un repertorio metaforico. Io non ho bisogno di rubare metonimie, metafore, allegorie dagli altri autori che leggo. Ho la fortuna di vivere in una casa che adesso è una delle eredità più preziose che lascerò ai miei figli insieme alle mie ceramiche. Credo che viaggiamo sui 20.000 volumi, perché da piccolo ho sempre preferito investire in dischi, in musica e in libri. Credo che sia l'investimento più prezioso alla lunga, perché poi si rivela un grandissimo strumento di riscatto, molto più dei soldi, delle armi e di tantissime altre cose. Adesso ti interrompo. No, vabbè, l'ho detto prima, non l'avete fatto lui. Prima di dare la parola all'Internizia, volevo fare una domanda. Volevo solo, adesso è inarrestabile, avete visto? No, mi dovete fermare. No, ma voglio dire, cioè, voi sapete perché voi sapete non abbiamo conosco. Perché quando arrivo al tedio proprio, Salvatore, ci sono i bambini. Cioè poi i bambini, la più piccola di 100 anni, più grande da 32. Allora, io lo conosco da molti anni, ma adesso l'avete conosciuto anche voi, cioè una persona ironica, autoironica, che di solito le persone intelligenti vai a l'ironia, scherzosa, ama la lettura, ama la Sardegna, ama sua moglie, ama la natura della Sardegna, la sa descrivere così bene. Voi che avete letto i suoi libri, cioè, soprattutto per noi che dalla Sardegna siamo lontani ma non ce ne ricordiamo, rileggere i suoi libri è ogni volta, insomma, un tuffo al cuore. Eppure passa per uno scrittore tragico, delitti, sangue, questo animo di questa durezza incredibile. Ecco, perché questa scelta di questa tematica sempre a tinte forti sul drammatico, sul duro, sulla spietatezza spessa dei personaggi? Credo che anche in quest'ultimo ci sia questa spietatezza di un assassino che poi in qualche modo torna a morire in Sardegna, ma con una vita tragicissima, drammaticissima, eccetera, eccetera. Com'è questa poetica, diciamo? Come la... Premetto che i personaggi di Valentino, al confronto del terremoto antropologico che sta vivendo la nostra terra, sono personaggi dei fumetti. Molti mi dicono, ma dove li pescano fuori? Io non vi racconto certe storie che sono successe negli ultimi anni al suo paese, nei paesi limitrofi, al mio paese, l'altro giorno alla Sardegna. È un terribilio, come diceva mio nonno. Terribilio.
che non era un terremoto, perché voi sapete che l'unica fortuna che abbiamo ancora intatta in Sardegna è almeno il fatto che non si muove questa cosa. Non è una terra sismica. Però balla che ti balla a forza di il terremoto è tutto sopra, siamo seduti, come direbbe Marco Lorri, sopra un vulcano. Quindi io a volte lavoro più per sottrazione che per aggiunta, tolgo rispetto a quello che vedo. La buonanima di Chekhov, quando un critico dell'epoca dice: ma scusi maestro, ma perché questa... Lui dice: io mi guardo intorno e scrivo quello che vedo. Io come insegnante, come padre, parto da un principio, e se fossi stato un oncologo o un cardiologo avrei fatto la stessa cosa. Preferisco le brutte bugie alle belle verità. E oggi voi sapete che si vive di eufemismi, no? Cioè, ahimè. Io 3 anni fa il mio cognato ha preso una casetta in condominio a Villa Simius, e mentre entravamo per arrivare nel cortile c'era questa signora molto maleducata che lasciava questo cagnolino, non so come si chiama il modello adesso, però beh, quello se mordesse certe parti di persone che conosco io farebbe solo un dovere sociale. Comunque questo cagnolino, io per difendere mia figlia e mia nipotina, l'ho visto che aveva la catena lunga e mi sono avvicinato mi ha veramente azzannato la coscia, 40 pianti tetanici, poi il dolore può rimanere molto tempo, cioè come il coso, finché non tocca osso si formano questi granuloni terribili, ma per farvi capire che non ho potuto neanche dargli un calcio, perché oggi mi avrebbero denunciato subito per maltrattamento, l'avete visto? Cioè oggi non si dice più, prima si andava a Safferacca, le vecchie donne di servizio a Roma, la circosica e poi erano le istitutrici, le educatrici. Poi hanno iniziato a colpo, banante, la sostanza non cambia. Cioè l'operatore ecologico, lo spazzino di prima quando faceva, era la stessa cosa. Oggi si corre il rischio di diventare politicamente scorretti se certe persone che invece di amare ne amano altri, li si chiama ancora come li chiamavamo noi da piccoli, non si offende nessuno. Si vive in questo liberalismo eccessivo, quasi, come dire, senza regole. Io credo che si debba tornare a conoscere, adesso aiutami a tornare a Roma, quindi sono persa. Le città, quindi tu dici, a proposito della è frutto no, è frutto di quello che vedi intorno. Cioè chi ha famiglia, io ripeto, noi abbiamo 4 figli e quindi anche dopo che sono formati i figli si diceva sempre, vabbè, quando sono magri, quando sono grandi, non è vero che sono. Mia moglie ha un carattere diverso dal mio, io sono più sanguigno, più apprensivo, conosco le scalate delle macchine dei miei figlioli da quando fanno la bici da 500, che vedono malissimo, ma mi sento benissimo. Quindi che non tornano, non solo non tornano, ma non riposano, una sorta di inquietudine, con i piedi alla testa che mi rende poco tranquillo perché so come funzionano i nostri paesi. E non ho mai visto una devastazione sociale come quella contemporanea. Si è rotta una rete che era quella che teneva in piedi i paesi e poi teneva in piedi il sociale. Cioè, da bambino vai e porta un po' di bracci per il fuoco, porta la bricca per fare il pane, vai la zia Taniela a chiedere le uova. Io sono ancora pasolinianamente legato a questo mondo. Perché poi, prima qualcuno mi snobbava, diceva, ma adesso hanno capito i ricasti che vengono fuori in Sardegna, gli indiani, i russi, gli arabi, che il locale ha qualcosa da dare. Noi sardi non lo abbiamo. Quando vengono in Sardegna questi, cosa vengono? A comprarsi le Ferrari, mai fosse. Vengono a prendersi i fanghi chimici, quelle bombe che ci hanno lasciato a Ottana, Porto Torre e Porto Verde. Ma sono scemi. Se ne vengono in costa ma vogliono i prodotti dell'interno. A Cala di Volpe, a Porto Cervo, a Porto Village, li mandano su lei a farsi scendere i quadri prosciutti, i maialini. Vogliono questo tipo di fichi. Noi questa ricchezza ce l'abbiamo sotto il naso e non la sappiamo apprezzare. Siamo come quelli che hanno voluto una grande libertà e hanno perso il senso del piacere della libertà. Respiriamo un'aria pulitissima. Io le porto tutti a Milano per 3 mesi, ragazzi. L'estate, per capire cosa fanno quando dicevo a Tonino che quando sono venuti questi amici del TV7 l'anno scorso,
li ho portati a lavorare, un mondo meraviglioso, che se espatriati tutti gli oranesi e quelli del circondario portavano un po' di tedeschi, un po' di cinesi, un po' di svizzeri e torniamo dopo 20 anni, quelli non hanno trasformato veramente in cosa. Noi dopo gli spuntini bruciamo la plastica, c'è questo senso della provvisorietà, della precarietà, questo egoismo che è una forma di imperialismo mentale che noi abbiamo acquisito in maniera dolorosa. Ma che mi dà tutti, ma il mercato mi dà tutti. La terra di frutta, al confronto della nostra vita, diventerà veramente un banco di frutta. Era pieno, c'era anche la mia amica Natale con Jerry, con Maria. Dice, ma cosa sta succedendo? Io ho detto, figlia mia, sta succedendo che sta andando a girare, con Dio lo non riusciamo più a fermarla. Prosciutti guasti, capopolli guasti, batterie, gomme, materassi, di tutto di più. In quello che è la nostra foresta amazzonica. Da piccini si andava per ornare la Madonna, per mangiare tutti insieme. Grazie a Dio da incendere, leggete, dopo 7 pagine, una pagina credo meno di 7 a 34, con questo elogio del mondo, veniva sempre il mondo. È un mondo bellissimo, per noi è il nostro monte bianco, insomma, ce la meniamo, ce la cantiamo, ce la suoniamo. E adesso voi scendete, fate la 131 per Cagliari. Cioè, io non credo che siamo tutti continentali. Poi siamo diventati, delle metropoli abbiamo preso il peggio, sembriamo dei maiali, cioè per tanto di immondezza, chi la butta nelle strade? Chi? Ad Orani, quando abbiamo iniziato la differenziata, siamo arrivati al 75% in un anno. Io non butto più neanche i tappi del latte perché so che c'è un valore aggiunto, so cos'è il lavoro sudato. Mio padre, quando la prima volta con Tonino abbiamo condiviso un periodo di, chiamiamola ubriacatura ideologica, molto forte. E mio padre vedeva, e anche mia madre con molto dolore, che insomma, contestavo molto e studiavo poco. Allora mio padre, quando la signora Mannironi, sorella del mi rinviò a settembre in francese, anche se ero in Patois, lo parlavo discretamente perché avevo un esercito di parenti nella zona di Lione, di Lombì. A Lione c'è un quartiere che lo chiamano Oraneto, il mio paese era poi pensavo. Comunque mio padre, perché sapeva cosa voleva dire perdere un anno, rinviare di un anno la possibilità di rendersi autonomo, anche se fino a 12 anni, a 14 anni del rimasto figlio unico, mi ha portato a Samatta. Mio padre ha lavorato 25 anni nel ventre della terra come minatore del Tarco, poi è morto di microcitomegalie, e insomma mi ha fatto scendere nei fornelli, mi ha portato in galleria. Io prima ci andavo quando andavo in mina a volte per tornare con lui fuori, vedevo solo l'aspetto bello della solidarietà dei minatori. E guardate, mio padre conosceva pochissime parole, aveva solo una bellissima firma, c'era tutta lavorata lì, ci sembrava in ferro battuto in fuori, faceva ricciolini nelle. Poi lo vedevo vedere e sono convinto che era un modo di atteggiarsi con mia madre, che era una grande elettrice, era un modo. Credo che sia mia moglie che chiedo scusa. E vedi, vi dicono così. Tesoro. Siamo in diretta. Sono una magia. Vi chiedo scusa. Vi dicevo, anche il primo anno che sono andato a Roma per recuperare gli studi, perché poi li ho zippati, ho fatto una scuola superiore 6 anni in uso, ho accettato la sfida, non mi ha detto niente quando sono finito per Roma. È venuto, mi ha fatto le coperte, mi ha fatto così, mi ha guardato e mi ha detto di servo, non ti narro nulla, tradotto, non ti dico niente, non ho mai capito anche adesso che è morto. Se non aveva niente da dirmi, se non sapeva come dirmelo, o se era un metodo montessoriano adattato all'uomo. Comunque il giorno, poi fermatevi quando mi sto ossessionando. Sì, però concludo con questa cosa perché è una cosa alla quale tengo moltissimo. Mi ha portato in miniera, non ha parlato per niente. Quando siamo usciti, prima dell'esame di settembre, tenendo la procedura,
mi ha detto: questo è l'inferno in terra che ti aspetta se non studi. Quindi credo che ci vorrebbero molto oggi di questi genitori, far assaggiare ai ragazzi, ai giovani, non solo il piacere di riscoprire e rivitalizzare la parola, ma anche il piacere degli antichi mestieri, che credo che non tolga la dignità a nessuno. C'è qualcuno che lo faccia e non possiamo tutti chiamarci campani. Qualcuno che crea, non siamo tutti diventati ingegneri elettronici o architetti che non sanno costruire una cuccia per cani, dottori che confondono un carcinoma con un furunco. Credo che ci sia, questo secondo me è un saggio ritorno al passato, cioè è sapersi guardare indietro per voler andare poco lontano. Scusa Argio, ti chiedo scusa. Il dottore Bernizzi No, tanto un ringraziamento non formale alla comunità sarda per la splendida mostra e per la splendida serata che stiamo vivendo. È davvero un piacere di alto livello. Ecco, le due cose messe assieme. Io ho letto l'ultimo libro, mi ha colpito molto, al di là della bellezza, il piacere di leggere, è bellissimo. Questi profumi della terra, chiamano la Sardegna, l'ama ancora di più. Mi ha colpito molto questa memoria della terra, dei profumi, degli odori, eccetera. Poi due cose mi hanno colpito molto, volevo sentire il tuo parere su questo. Il fatto di questo padre che praticamente non ha conosciuto il figlio, ha dovuto andarsene subito e prima di morire sente la necessità di raccontargli. Una necessità che secondo me è una necessità che è molto, molto forte per lui. Questo figlio a cui deve dire la sua vita, ma deve dire la sua vita secondo me per darle un senso. Questa vita così, dove ha dovuto cambiare anche identità. Eppure questa necessità assoluta, direi un assoluto, di tornare per raccontare al figlio. Questa idea, e quando tu parlavi adesso del ricordo, del passato, ecco, la necessità di trasmettere al figlio comunque qualcosa. E la necessità di dare a tutta la sua vita, che sembra così disordinata, violenta, di tutto di più, ma comunque di dover dare un senso a quella che è stata la sua vita. Questa è la prima cosa che mi ha colpito tantissimo, perché questa è una necessità assoluta, che prescinde e va oltre quello che è il contesto violento, c'è tutto. Poi l'altra cosa che mi ha colpito tantissimo, tante volte Bantina, il protagonista, racconta al figlio e dice spesso poteva andare in un altro modo. La necessità che poteva, non è un destino inevitabile, non doveva essere solamente così, poteva essere in un altro modo. E qui c'è tutta la storia di ingiustizia eccetera, che seppur giocate male, violenza, che cambia violenza eccetera, però ha determinato, un po' marxista credo anche questo libro, sotto alcuni aspetti, no, mi permetto di dire, ma non come battuta, in senso proprio di studio, questa storia sua, queste condizioni che hanno determinato una vita, e però chi lo salva chi è? Sono le sue radici, i suoi valori che poi ha giocato male nella vita o che la vita non gli ha permesso di giocare bene, ma sono lì a testimoniare che un senso o c'è o ci poteva essere, e anche solo un senso che ci poteva essere è una grande cosa. E quando proprio non c'è nessun senso, né nella realtà, né un senso che ci poteva essere l'oggi di cui tu parli, che allora è il nulla assoluto. È questo che mi ha colpito molto, volevo sapere se per te questa è una storia importante. Intanto si chiama Repubblica, il Corriere, e lo fanno scrivere nelle pagine culturali e negli inserti, certi critici rimangono a fascia. Complimenti, perché ha toccato due cose. No, veramente. Non è facile, cioè, quando si legge si è un po' archeologi, si deve arrivare all'impiantito, il mondo distratto va capito e letto, non bisogna limitarsi con la scrimarola alla superficie, come nella vita, insomma, quando si incontrano persone così male, per la musica, per la lirica, per il jazz e anche per i libri. Io stamattina ho passato 2 ore con il mio amico Don Sciottino, che insegna a un amico francescano dei miei attuali padri spirituali, ci conosciamo da amici, e il direttore è un cristiano. E lui ha capito subito che non è un libro da fare, è un libro giobesco. Io quando parlo di fede rispolvero sempre nelle mie letture giovanili. Vi ricordate il padre Brown di Chesterton? Diceva sempre
le certezze sono degli imbecilli, e oggi in tempi di integralismo imperante, insomma, è vero. I dubbi sono degli uomini. Un uomo che ha un grande senso di colpa, che è stato assente per volontà non sua e che deandreianamente, invece di prendere quella cattiva strada, poteva prendere un'altra strada. C'è la contingenza del sociale che lo ha spinto a un tunnel irreversibile, che lo ha spinto a uccidere e a provare piacere mentre si uccide. Aggiungo un'altra cosa, quello che ho detto lui. Al figlio racconta anche il suo lato più oscuro, racconta i tradimenti amorosi, però rivede sempre la moglie. Ma voi direte, non è un anno, insomma, non è oggi che uno si fa una crociera che poi dice però sembrava mia moglie, molti lo fanno ma non funziona mai. In letteratura, come in questo caso, funziona perché lui è capace di questo grande senso di espiazione. Attenzione, dopo tutti i delitti che ha commesso, tutti i reati che ha commesso, non ha conosciuto il carcere, ha conosciuto quello che io chiamo il carcere peggiore, la zavorra del senso di colpa, che anche questo è un sentimento che non esiste più. Oggi dalle nostre parti, ahimè, è da anni che sta succedendo in battaglia. Si violenta, si uccide con una disinvoltura d'arancia meccanica. Questa è una cosa che mi terrorizza. Io 20 anni fa non avrei mai creduto che questa deriva potesse arrivare. E mi dicevano ragazzi, coraggio, in fondo noi sai, citiamo sempre la resistenza ai romani, che poi è vero, non è vero, perché il Papa è dato non è romano, per tutto, insomma siamo detti come tutti i romani che parlano il suo provvisoriamente di questa terra. E quindi ha questo ergastolo nella schiena, se ne vuole liberare. E l'unico modo per ritagliarsi, non dico un'angolina di paradiso, perché Padre Eterno, insomma, quando non è distratto è anche molto attento e severo, ma almeno la speranza di entrare in purgatorio, di non finire direttamente all'inferno e non in quello bellissimo di quel paesaggio. E quindi racconta tutto. E c'è un po' dell'Ulisse di Joyce e c'è anche un po' di Omero in questo ritorno a questa Itaca barbarissima. È il richiamo della foresta e delle radici, ma è anche il richiamo di questo amore per il figlio, che chi ha figli lo sa, che è un amore diverso da quello verso la moglie, è un altro amore. È veramente una grande bellezza, e lui una bellezza che non ha conosciuto, che non ha vissuto, per dirla con le parole di Sorrentino. Della vita ha vissuto solo il suo aspetto tragico e decadente, e quindi torna per riscattarsi. Ha fatto il tempo a vedere il colore dei suoi occhi, erano ugualissimi ai suoi, ha voluto scappare, è andato fuori e torna per il piacere di esistere. Lui non è esistito, cioè il figlio deve avere un padre, per 20 anni non sa, questo padre è morto, cioè lui non lo sa, lo considera morto, non sa che vivo fuori il padre, non si sa vedere. E poi ho voluto, soprattutto lì spero che i giovani che si iniziano alla lettura lo apprezzino, lo capiscano, il valore dell'epicizzazione. Cioè oggi, dicevamo prima, avete visto, in rete si twitta, si cinguetta, ma stiamo arrivando al linguaggio onomatopeico. Fra poco iniziamo a dormire, minimizzare. Un settimanale nazionale 10 giorni fa, attraverso l'ufficio stampa, mi ha detto: via Salvatore, che gli diamo la pagina, la rubrica per 7 giorni, i preferiti, personaggi preferiti, con un Twitter per il personaggio e un Twitter per il romanzo in sintesi. Io ho detto: non sono mai un consommento, assolutamente. E poi non sono neanche un jukebox e neanche una mignota, non scrivo a richiesta. E poi ho detto: aggiungo che io non so che cos'è Twitter. Ho chiesto a mia figlia, il mio legame con la contemporaneità, l'ultima arrivata, il frutto della provvidenza, dopo 3 maschi. Sta anche di scarpone, pantalone, eccetera. Mia moglie, poi non ho avuto mia moglie e tutti i fratelli maschi, io sono un fratellino piccino, e io ho detto: vabbè,
non c'era da dire. Poi è arrivata il mio periodo, mia moglie aveva fatto 40 anni, comunque non eravamo gente da Cassaneggio, è stata la nostra felicità. Detto questo, cosa stavo dicendo? Non è l'Alzheimer, quindi a tavola è il momento alberghiero conviviale, insomma, no? Una figlia mi ha detto che cos'è? Io un po' l'inglese monastico, quello scolastico, il francese, scritto. Che cosa significa Tibio? Mi ha detto cinguettino. E ha detto ma questa è la novità. Noi con mamma è 40 anni che cinguettiamo. Hai visto? Ma cazzo, ha detto questo però è un'altra cosa, questa è musica. Si chiama così. Io non me la sento dei riguardi a questi format. Sarà che sono una taglia un fuori misura, diciamo, piacevolmente sovrappeso. Il Natale l'inverno passato, da un altro giornale, un'amica che pur mi conosceva mi ha fatto due proposte indecenti. Solo i ragazzi si buttano via soldi, non abbiamo famiglia, ci studiamo figli a volte con quello che pagano per me, io non scrivo la richiesta, non ci riesco, devo sentire. Tornando al discorso che la scrittura è un altro lavoro. La tua barbaglia d'inverno sotto la neve, c'è stata una nevicata l'anno scorso, il 22 febbraio, ma bellissima, 2 giorni. Sono stato affettuosamente maleducato, ho detto compratemi una cartolina e tenetevi soldi. Perché non è possibile. Un'altra giornalista, ma grande giornalista, non facciamo il nome per una questione di educazione, d'estate avete visto che non sanno come riempire i giornali. Ormai Silvio in decadenza, Bersani a Montessori, adesso c'è Renzi che d'estate da fare, ce ne scoprono una mattina lì, addio. E dice Salvatore, una pagina intera, ti richiama una pagina, vedo come faceva Andreotti con una cosa. Cosa vuoi Enrico? Dimmi che te serve. Dice la tua storia d'amore, guarda, non chiude il telefono e non ti prendo a parolacce perché siamo femmine serie di origini sacre, altrimenti ti ci avrei mandato ma con una velocità sotto il socchio. Ho detto o la faccia, sei venuta a casa, hai mangiato a casa, sei stato nostro ospite, o la faccia di uno mia moglie ti sembra che una che ha la faccia, ti mettiamo in vendita il nostro amore, no, non è possibile. O hai conosciuto Barbara D'Urso e Mara Veneta, hanno invitato a cena e ti hanno contagiato, altrimenti sei veramente verso una cattiva strada. Non si può fare carriera così, dando in pasto gli amori, quelli che lo fanno per professione. Ma qualcuno che togliendosi il pane di bocca difende ancora la sua dignità, ci deve essere. Io preferisco essere l'ultimo dei barbaricini come l'ultimo dei moicani resistenziali. Su queste cose non mollo di un centimetro, non me ne frega niente del resto. Onestamente antipatico piuttosto che simpatico ce ne sono. A volte mi faccio dei nemici, dicendo, poi non parlano di libri, ne parlano male. Non me ne può fregare. Scusate. L'altra domanda che cosa era quella Era sul dare senso raccontando e la possibilità. Sì, quella di ricostruirla una vita, perché a volte insomma chi ha il piacere della lettura come voi sa che a volte la vita raccontata è più bella e a volte più realistica di quella nessuno, quantomeno la vogliamo per velocizzare il presente. Un altro tema che ho voluto affrontare nel libro, lo dico solo con 2 parole, è quello di affrontare Tolstoi, uno dei miei autori preferiti, non lo scambierei con nessuno, insieme a Faulkner e anche con Valgaglione. Rappresentare l'uomo di fronte all'ineluttabilità del male e all'ineluttabilità della morte. Cioè, in fondo uno dice, ma che senso ha raccontare la storia al figlio, questa voglia di epicizzare, di dire tutto? È una confessione. È una confessione non è un sacerdote, è un funerale laico il giorno del venerdì santo, però è una confessione. Lui non è di fronte a un sacerdote, è di fronte a Dio. Gli occhi del figlio quando gli tiene le mani dice, cioè, tenete presente che il proiettile in testa è un escamotaggio letterario. Io quando scrivo un romanzo mi scrivo prima il Caravaggio, godonianamente, e poi mi faccio gli auguri, mi dico sempre buon viaggio, che non sempre. A volte vi lascio personaggi critici
e mi chiedono di diventare obesi dopo un mese, se è un problema, ho perso una persona cara, eccetera. A volte li vedo troppo esuberanti e allora infatti ammazza, e quindi non si sa mai dove si va con la letteratura, è come nella vita, c'è un'idea in testa che poi in corso d'opera si crea e si modifica, ma al fondo questo personaggio ha bisogno giobbescamente di maledire Dio, perché maledice il suo destino, è un malfattato, è quasi un barbattaro pasoliniano, perché poi ha queste esperienze anche strametropolitane, oltre che quelle paesane e lui insomma sta chiedendo perdono. Oggi avete visto che il senso nessuno che gli scusa. Oggi uno ti viene addosso in tante strade, vedi che non scusa. Se lo guardi male non faccio che ti anche le mani addosso. Se sei una femmina ti dice lui ha bisogno di chiedere perdono al figlio. E attenti, in tutti i miei romanzi i personaggi principali sono sempre femminili, da Mintoni in fuori. Qua sembra un libro che sorrigono, non è così. C'è la figura di Veronica che sembra uscita da un quadro di Caravaggio, avete presente? Lo diceva Tonino, cioè quella sembra poca luce, ma avete visto che tutto quel buio con la luce è assente, ma dopo 20 anni, ma dove la trovate oggi una donna che dopo 20 anni il marito scomparso torna lì, delirante, con un proiettile in testa, i rischi che corre, lavarlo, pulirlo, è una cosa incredibile. Oggi voi mi insegnate che anche dopo 15 giorni di matrimonio basta sbagliare lo zapping e salta tutto, si va come si chiama? Dal matrimonialista. E quindi c'è anche questo Giorgio, scusa. No, ci mancherebbe, anzi ti abbiamo chiamato anche per questo, a volte che... No, io ho un paio di cose. Intanto mi è venuto in mente la battuta che hai fatto sul telefono del periodo nuragico. No, noi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo studiato un pochettino, non c'erano ancora, quindi è molto più avanzato il tuo cellulare. Il mio amico Lillì, mi ha confermato che una delle pietre che ha tratto fuori, voi sapete, c'era una sorta di telefonino, una pietra tra chi scherza chiaramente, aveva altre forme di comunicazione. L'altra cosa è, io ho parlato al telefono con Salvatore 2 o 3 mesi fa circa, verso fine novembre era così, no? Perché stava dicendo prima Anna che parlando col gruppo di lettura si era detto volevamo leggere il libro di Infoi, avere queste traduzioni, io gli ho proposto cerchiamo di fare qualcosa più importante, no? Più eclatante, portiamo qui Salvatore. Io a Salvatore non l'avevo rivisto, forse non so se ci siamo incontrati, forse è stato qualche congresso nostro, forse. No. E comunque qualcuno mi ha passato il telefono, gli ho telefonato e gentilmente si è messo a parlare, però nello stesso tempo mi ha detto, dopo un momentino, ha detto guarda che vieni là, facciamo con questo gruppo di lettura, senz'altro ti vorranno far parlare un bel po', ti faranno delle domande. E lui mi ha detto, guarda Antonello, ma io non sono uno di troppe parole. Per telefono, ha parlato con mia moglie. per telefono. Allora, anch'io sapete, poi si lavora, si dice, ma dove facciamo sta roba qui? E di norma, quando facciamo le iniziative, non è che presentiamo alcuni libri, eccetera, non è che ci sono troppe persone come oggi, no? Io mi ricordo 2 avvenimenti in cui c'erano, la gente non è potuta entrare in casa Giacobbe. Quando abbiamo fatto la Fratelli d'Italia, la nostra Fratelli d'Italia, oggi e qualche un'altra volta, ma poche volte, la maggior parte delle volte siamo 20 e 30. Vedete, Salvatore che non parla. Le persone che partecipano non sono mai tante, facciamo laggiù 30 posti. All'ultimo momento abbiamo dovuto arredare qui con le sedie e quindi è saltato anche il discorso di microfonature. Me ne scuso, ne terremo conto per una prossima volta.
Aggiungo solo una cosa. Se accende un po' qui non era questo il posto della saffa. Allora, due cose. Intanto non lo dico né per spocchio, avete anche snodo, non è fisichitrone, insomma, non sono Raul Bova per fortuna. Quando ci ha invitato il Papa l'ultima volta, il vecchio, per ritirare la medaglia, mi ha chiamato a rappresentare la Sardegna perché ha ripreso la lettera di Paolo VI per gli uomini di cultura, mi avevano messo Monsignor Ravasi, una persona eccezionale, e il ministro della cultura del Vaticano, una persona molto seria, grande, preparata. Mi aveva messo davanti tra Claudia Collo, Venditti e Raul Bova. 5 passi dietro, non me la sento, ho chiamato Monsignor Jacopo perché guarda, c'era, come si chiama il comico pugliese? Quello che fa il sposta qualcuno del mondo dello spettacolo che ci ha beccato io. È vero che sono cinghiali, state attenti. Io al telefono non prendo caramelle da sconosciuti, è la mia filosofia, perché ho sempre paura che siano giornalisti. Io tengo tantissimo alla mia intimità, è la cosa più preziosa che io ho. Quando vedo un giornalista e riconosco il nome e rispondo, ma nel 90% dei casi, per l'alluvione, per quella ragazza che hanno rilasciato il coso, perché ormai gli scrittori poco manca che entrino in cardiochirurgia per operare. Opinionisti, a palla. Io dico, come citando il dico dell'occhio, a ciascuno il suo. A ciascuno il suo. Noi scriviamo studi. Credo che quello che è uno scrittore si deve capire da quello che scrive, deve essere quello che scrive. Senti, a proposito del personaggio femminile, l'8 marzo sono donne, poi magari qualcuno ti fa una domanda. Questo libro però cioè, leggenda, la vedova scalza, cioè personaggi potentissimi sono donne, qui invece c'è solo la madre selezionata. È il personaggio principale, c'è quel pezzo che vale tutto il libro quando la incontra da bambina, una bambina ghettizzata, tolchizzata, reietta, mocciosa, e lui vicino, un valente a tutto tondo già, che c'era poco più che un adolescente, la difende e gli dice guarda, io se ci rivediamo ti do un bacio e ti spariscono tutti gli altri, la ha una carnagione liscia che l'anca mai alla controllo del sapore, niente. Quindi bisogna, quando io dico andare anche sotto traccia, lì i personaggi femminili che io li metto di entratura, no? Non li faccio mai entrare dalla finestra in questa cosa, li porto proprio da sotto traccia, però hanno questo mondo in mano. Quel figlio, voi mi domandate perché è arrivato così a 20 anni, così buono, così diverso dal padre, con queste sue passioni feroci, perché parla ancora il sardo benissimo, perché ha ereditato dal padre questa passione ossessiva per la musica, grazie a Gesù Bambino, grazie alla mamma. A volte l'invisibilità di una donna fa più di 100 presenzialismi del padre. Io l'ho capito perché prima me lo diceva mio socio, io la sbavavo, poi con mio socio quando siamo da soli che fa 90 anni diciamo noi soffriamo di dipendenza affettiva, in fondo non l'abbiamo vinta, ma questi hanno ragione. Tornando al discorso che ho detto, a volte rispondo a nomi risconosciuti perché dico sempre può essere un amico che mi ha conosciuto e quando sono giornalisti ho la fortuna di avere un fratello che per sua sfiga non ha mai letto neanche Tex River, neanche nei Bocchini, neanche il Zero Artenai. Vabbè, peggio per lui. E quindi per svincolare dico sempre no, sono Giuseppe, il fratello muratore, Desina, no, mio fratello è Igno all'università con il suocero, ma c'era poi no, guarda il mio fratello, no. Se no che poi mi è successo con una mia amica del Corriere, cioè l'ha riconosciuta la voce, però è stata al gioco, sa che ha la voce precisa suo fratello? E ho detto sì, ci somigliamo in tutto, lui un fustacchio di 1,84 m, sembra un pischello così, non ha mai letto niente, io sono proprio per la legge dantesca del contrappasso, sono opposto, però sono ancora uno che si fida delle occhiate delle persone. Non ho un profilo su Facebook, ho un profilo, mi fido ancora del mio, non mi piace come piace, Dio mi ha fatto così, mia moglie mi vuole bene così, non entro in rete,
Cioè della rete mi vanno bene, quella dei pescatori, quella dei pastori, quella conosco, c'ho scritto sopra un racconto, il pastore nella rete. Però mi fido ancora dell'occhiata e voi pensate, a volte sembra una sciocchezza, del timbro della voce delle persone. Quando mi ha cercato da Rubini per andare a Radio Popolare, ho detto a mia moglie, sai che mi stai dicendo? A parte che ragione ragazzi, andare a Radio Popolare. Però a volte mi basta la voce, cioè capisco se posso parlare, poi prendono le fregatorie terribili, ti chiamano per una cosa, poi ti scrivono un'altra, sono peggio dei poliziotti americani, tutto quello che dici poi si usate la prende, ma ahimè, l'amicizia bisogna darla alle persone quando si conoscono, poi se ne fanno un cattivo uso, scusa. No, l'altra cosa che devo dire è che questo famoso scrittore, interessante scrittore, che è Salvatore, dico, quanto ha inciso di te, Salvatore, la nostra terra, dove viviamo, quello che ti circonda, è stato determinante. Guarda, io ho un orto, non fatemi parlare dell'epica dell'orto perché sono peggio di un pescatore e un cacciatore messi insieme. Mio suocero 2 anni fa, oltre ad aver aiutato la vigna meravigliosa che era la mia business, mio suocero 2 anni fa ha fatto i bigliettini a Natale e ci ha diviso e ha chiamato la figlia femmina, ha fatto i bigliettini in questa terra scritte dove tanti, pezzettini di terra, pezzettini di nostro, pezzettini. Però c'era anche un biglietto meraviglioso, ed è toccato, la parte più bella è toccata perché è estratto mia moglie, secondo me ed è toccato a noi. E voi pensate che nel giro di 3 anni mi hanno toccato una ventina di vivi, sono sceso da un amico di Rosegno per farti 120, li seguo come la pagina del libro, li adoro. Ho imparato a votare perché non è l'arte di scrivere, una volta che ho visto, insomma, perché c'è la ricetta in campagna, ho aggiunto 50 piante da frutto e in più ho un orto meraviglioso. Non ho il mio Motorola perché, ve l'ho detto, è punto ieri, se ne andate mi ha lasciato solo in città, e un uomo solo in città senza telefonino, queste cose di famiglia, come direte, prontistico, non so, ce l'ho veramente. Mi sono fatto mandare 6 numeri di sopravvivenza, non mi ricordavo il suo, me l'ha passato la mia testa stampa, per cui ha inciso tutto. Scusa Salvatore, io a questo punto, se qualcuno vuole fare qualche domanda, Mettetemi in imbarazzo, fatemi domande questo, cioè, me ne sono già scusato di questo fatto qui, però cioè, sulla voce non riusciamo stasera a migliorarla più di tanto. Se qualcuno vuole avvicinarsi un po' più vicino e vuole fare qualche domanda, prego. Siamo del gruppo di lettura. Siamo del gruppo di lettura, abbiamo letto diversi suoi libri e naturalmente riconosciamo tutta la bellezza delle sue descrizioni, la poesia anche delle sue descrizioni, non solo la bellezza della scrittura, ma proprio la poesia che ci mette nelle sue descrizioni. Leggendo questo libro, a me è saltato a tutti quasi, penso di parlare a nome di tutti, ci siamo chiesti, ma perché è uscito dalla Sardegna? Beh, perché io sono uscito dalla Sardegna, a 14 anni sono scappato e sono andato in Francia. A 18, quando c'è stato il mondo francese, avevo un po' di parenti. L'unica cosa che ho perso è che ho fatto tutta la collezione di dischi, dal jazz, raccolto di quelli che avevo e mi erano costati veramente tanto, perché i miei risparmi mi impegnavo lì e non me l'avevo cose che io ho dato qui a un amico che adesso è un prenditore, si chiama Gesino Mini, che chiaramente non me li ridarà mai, perché avevo già non tornare più, e qui il mondo sta bollendo, lì ciao ragazzi, sacco a pelo, zainetto, pantaloni corti, visti il primo di mano sotto un cappelletto, massimo, a partire, arriva a Grenoble, se non sono molto di pedo all'epoca non morirò mai più, e sì, perché sento il bisogno, io ho fatto questo studio a Roma. Ecco, Ho sentito il bisogno di campare, quando mio padre mi ha proposto quella sfida per una questione d'onore, perché io non mi posso uccidere, soprattutto mia madre,
perché aveva investito tutto in questo figlio. L'amore di mio padre l'aveva trasferito completamente sul pubblico e quindi sono andato a Roma per studiare, dovevo anche lavorare, cioè quei posti che non mi sono documentato sul Google, ma che li conosco bene. A parte le armi che una giornalista mi ha detto, ma come mai le conoscevo così bene? Finalmente, non le enciclopedie di quei siti, perché io oltre la ferma non sono mai andato. In vita mia, se qualche peccato ho commesso e me ne scudo, ho ucciso qualche incesto da piccolo, e qualche biscia, e qualche... Gramsci li chiamava... non mi ricordo di ripetere, sì, ma mi pento di loro con tutto il cuore, insomma. Ecco, e poi come nelle storie, sempre dei libri che abbiamo letto, per farla breve abbiamo letto La vedova Scarpa, La leggenda di Venezia. Posso aprire? E poi L'ultimo inverno. No, io devo fare una domanda sull'ultimo inverno. No, sulla leggenda di Venezia sento la necessità di farlo, perché il libro che ho scritto con più dolore l'ho scritto in 14 giorni. Mia moglie era andata male con mia suocera, con i miei cognati con la bambina, ero solo a casa e quando sono solo mi cambia anche il tipo della voce. Gli amici sanno che sono solo, non apro neanche la finestra, mi lascio le provviste, divento un gecko. Scrivo, ascolto musica e basta, mangio pochissimo, almeno quando non c'è mia moglie. E in quel periodo nel mio paese se ne sono andate 3 persone nei giorni e io ho detto a mia moglie questa cosa, questa voce la devo recuperare. Ma se ne sono andate per suicidio o se ne sono andate per Si sono autoeliminati. E tra questi c'era anche un amico di famiglia, un amico che mi seguiva fino a e ci voleva coraggio perché il rischio, sai, come era una carissima collega di mia moglie, un figlio giovanissimo, facciamo 2 figli amiche delle mie figlie e io ho anche il dire mi piace proprio sperimentare lasciare l'occhio un po' più grande, come quando sentivo all'inizio, tornavo in paese, noi non lo capivamo, eravamo bambini e l'ho scritto per liberarmi da un'ossessione. Poi la voce se ne è andata per un po' e poi è tornata e si è portato via il mio ex. E credo che abbia un valore sociale la cultura non perché si sventolano le bandiere, ma perché si scrive così e così. Il mio maestro Salinari, insegnandomi linguaggio dialetto, il particolare deve uscire fuori dalla scrittura, non dalla tessera che l'autore ha in tasca. Io non vi dirò mai, non vi rivelerò mai la mia appartenenza politica. Credo che si debba, ma non c'è bisogno. No, e poi perché Prego. questo romanzo, mentre tutti gli altri, quei romanzi che abbiamo letto, erano ambientati più o meno, tranne Il bastone dei miracoli. Che anche la sesta ora è dedicata a mio amico no, Mauro non abbiamo Zamparini. letto quello. Il bastone dei miracoli che arriva fino ai giorni nostri, ma più o meno sono in un'epoca a volte non identificata, ma spesso parte nel passato, addirittura Deducibile comunque. Deducibile. È decontestualizzabile facilmente. Esatto, mentre qui addirittura tira fuori gli ultimi anni di storia, se vogliamo, no? Il banditismo, la Uno Bianca, la banda della Magliana. Sotto traccia, io prima ho citato l'ubriacatura di Logica, ve la dico tutta, mi sono dato anche un po' di galera per nuovi motivi, quando ho evitato che ora si portasse una mega discarica. Però da quando ero piccino, esattamente dopo la strage di Milano, era la prima volta che avevo perquisito la casa. Mia madre, donna molto saggia, La strage di Milano intende 60. Preda, 60. Ah sì, Banca Nazionale. Alle 5 dell'indomani del Piazza mattino, Fontana. alle 5 dell'indomani, sono venuti a casa a bussare, mia madre senza cattiveria li ha pilotati verso un altro dei conservatori che era mio cugino che mi entrava a fianco solo un anno prima di me. Da grandi non so per me di rivelare la cosa. Nel frattempo hanno fatto finta di fare il pane, mia nonna abitava dall'altra parte vicino, mia madre ha passato tutte le mie riviste, i miei giornali, i miei scritti, ha bruciato anche tantissimi miei racconti, però era motivata e hanno bruciato tutto. Non mi vergogno di essere politico, militante, perché l'ubriacatura ideologica è servita a dare un senso, forma. Quando noi eravamo giovani si scendeva in piazza per il Cile, per il Vietnam, per l'Utecchino, per tutto.
Anni Era un 60. senso di solidarietà, Anni 60. ce lo siamo fatti, veramente tutto ma tutto, per cui poi hanno continuato. Stranamente da quando ho iniziato a scrivere ho incontrato una volta all'aeroporto di Verona, e di Verona un questore che ha il suo cognome ed era diventato il mio dottore. Mi ha detto Salvatore, ho detto quando la prima volta, però dico che sono anni che ci hanno formato, perché lì è una violenza ribellistica quasi nichilista, però si capisce che il personaggio quegli anni li ha vissuti, li ha conosciuti. L'ultimo dubbio che abbiamo, l'ultima domanda a cui non siamo riusciti a rispondere in tanti, ci siamo fatte tante volte questa domanda: perché fa finire il genere umano nell'ultimo inverno? Lì, quello è veramente un romanzo femminile. Sì, sai che sì, io ho la 5. fortuna di avere tra quelle amicizie che ho citato, la maggior parte delle mie amiche sono tutte femmine, dalla Dessio a Dori, a Daria, a Geppi, tutte femmine, che sono le mie consulenti. Queste sono le nostre. Ma io a volte quando faccio testare il romanzo in prima lettura, quando lo finisco, sono le casalinghe, non dico vere, ma le vicine barbaricine, sai? Cioè mogli di pastori, di muratori, di collegetti, poi mi danno i consigli, mi dicono guarda in questo periodo il Prignolo non ha le bacche, è ancora in fiore, il pastore mi ha detto, ma lo sai che i lupi non sono, quando scrivevo, come si chiama, la veglia, i lupi non sono mai stati in Sardegna, perché io al posto non devo dire, bufflone, capito? Un altro mi ha detto, un pastore, ma quasi a sfottò, no? Di rivalsa, tu ti credi cosa perché scrivi? Tieni, mi ha detto, ma le foglie prinnivano, le foglie del pioppo. Dice, ma lo sai che in quel periodo il pioppo non ha foglie? Nella Vedova, un mio amico meccanico appassionato di auto, di aerei, eccetera. Io ho messo la Jeep nel 1925, gli americani non se ne fregavano niente ancora di noi, perché quando sono arrivati, e come ho messo la Jeep, perché no, non era arrivato. In un altro addirittura, questo personaggio si chiamava Ziu Penicellina, segni, ma proprio manco nato, manco concepito, doveva passare. Ma sono quelle incongruenze che divertono, no, alla fine. Cioè, ti aiutano a coltivare la passione. Nell'ultimo inverno volevo far capire agli uomini che a volte il Padre Eterno ha sbagliato solo una cosa. Vabbè, la devo dire, siete tutte grandi, i bambini non ce ne sono? No. Che invece di togliere la costola da Adamo per fare Eva, forse ha tolto le palle a Eva per darle a noi. E questa è una frase da Stiamo andando verso la fine e come al solito dopo aver fatto un bel viaggio di nostalgia, di ricordi, di amore, di quant'altro, e dopo andiamo anche ad assaggiare alcune cose che provengono dalla nostra terra. E c'è una piccola degustazione, la faremo sotto, visto le circostanze, sì, abbiamo invertito, andremo sotto, spostano qualche tavola, un attimo di pazienza. Io voglio, magari se fossi uno degli spettatori là dietro, io avrei chiederei oggi a Salvatore, Salvatore, dobbiamo creare un'altra occasione in cui ci sarà un bel impianto di microfono, eccetera, perché anche noi vogliamo godere di questa vita e di queste bellezze che sai raccontare talmente bene nel libro e che ha raccontato oggi, ma senz'altro siamo stati in pochi a poter seguire attentamente, e io lo chiedo da parte vostra se magari ci sarà un'altra occasione, un libro. Allora, io mi sto autoinvitando. Domino sa che io faccio è difficile due cose, ma non per è un privilegio, semplicemente perché ho radici di carne violese e poi entro in crisi di astinenza affettiva dopo 2 giorni. Però mia moglie ho lasciato loro, come sono entrato adesso devo iniziare.
Comunque una cosa a Milano è sempre una cosa carina e basta. L'anno scorso mi hanno invitato a Cremona, le corde dell'anima. Ieri sera c'era anche Anna Polo, l'organizzatrice. Mi è talmente piaciuto, ero con Dori, l'amore di Fabrizio. Dopo mia moglie è la persona più importante della mia vita, come lo era lui, come mi sia cosa più importante della mia vita. Non chiedetemi niente perché non vi dirò niente, è una cosa sacra. E mi è talmente piaciuto che ho detto ad Anna, guarda, qui non per comprare violini, non per mangiare, però mi devi invitare. E adesso mi ha invitato il 31 maggio per fare una cosa che mi cortesia, quindi ho fatto due cose in originale. Per cui adesso mi ha anticipato, ma l'avrei detto dopo, richiamatevi.